Un grave incidente si è verificato poco prima delle 20 di oggi in direzione Trieste, poco dopo il viadotto sul fiume Stella in A4 nel territorio comunale di Pocenia. Un pullman carico di turisti dall'est Europa, per causa in corso di accertamento, ha tamponato violentemente un camion frigo che lo precedeva. Scena apocalittica quella apparsa ai primi soccorritori, come documentano le immagini registrate dai vigili del fuoco. Gli infermieri della centrale operativa della struttura regionale hanno inviato sul posto due elicotteri sanitari e numerose ambulanze, chiesto il supporto della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Una decina invece le squadre dei vigili del fuoco impegnate. Il bilancio parla di 3 feriti gravi in condizioni serie, come detto, 10 con lesioni in diverse parti del corpo ma fuori pericolo di vita e una ventina gli illesi ricoverati negli ospedali solo per accertamenti. Al momento di andare in onda con il servizio non risultano vittime tra le persone coinvolte nel sinistro. L'autostrada nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste-Udine è chiusa al traffico per permettere la rimozione dei veicoli accidentati, la pulizia e la messa in sicurezza della sede stradale. Attivate dalla concessionaria Autostrade Alto Adriatico le deviazioni lungo le arterie principali.